Buongiorno a tutti ragazzi, buon appetito. Quindi ecco gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus. Purtroppo ragazzi ho dovuto mettere questo titolo perché come provate a scrivere coronavirus vi censurano il video, quindi ho scritto un titolo più meno giustamente senza scrivere che cosa era, quindi sulla salute, quindi penso che avrete capito comunque, perché come scriviamo coronavirus bloccano il video, non lo so il perché, vogliono censurare il più possibile, quindi cerco di raggirare un po' la situazione facendo così. Quindi diciamo che le ultime notizie sono: primo caso, ciao Rosa, di positività al coronavirus da parte di un italiano. Questo sarebbe uno dei 56 connazionali rientrati da Wuhan. Quindi, secondo perlomeno le informazioni che ci danno, sale a 636 morti e oltre 30.000 contagiati, che sarebbe il bilancio dell'epidemia. Invece sono 61 le persone positive su quella nave da crociera al largo del Giappone, diciamo, a bordo della quale ci sarebbero 35 italiani. Fortunatamente, ciao DPPD, nessuno degli italiani sarebbe contagiato. In effetti, dopo la morte del medico cinese Li Wenliang, che come ricordiamo aveva dato per prima l'allarme sulla diffusione del coronavirus, Pechino annuncia un'indagine. La Farnesina giustamente dice restano chiusi i voli con la Cina. Quindi diciamo che l'ultima ora, sì, alle ore 12:53, il ragazzo, la notizia è questa qui, il ragazzo italiano contagiato dal coronavirus è originario del Reggiano, ha 29 anni e fa il ricercatore negli Stati Uniti. Secondo quanto appreso dall'ANSA, quindi si trovava in Cina, Wuhan, per una vacanza in occasione del Capodanno, insieme alla sua fidanzata, una ragazza cinese della zona. Quindi il giovane sarebbe stato in Cina per un breve periodo, prima di essere rimpatriato insieme agli altri italiani. Quindi diciamo che alle ore 12:52 i contagiati di coronavirus in Cina erano 31.211, 637 i morti. Quindi ci sono 270 casi in 24 paesi con decesso, quindi questo lo afferma il direttore generale dell'OMS. Quindi diciamo che ore 12:43 in tutto il mondo si stanno esaurendo le mascherine e strumenti di protezione. Diciamo questo allarme è stato lanciato sempre dal direttore generale dell'OMS. Il mondo deve fare fronte a una carenza cronica di equipaggiamento per la protezione personale. Quindi diciamo ragazzi che le cose non stanno tanto bene, quindi perlomeno dalle ultime informazioni che si hanno a disposizione non è che stiamo messi bene bene bene, quindi diciamo negativi test con tampone faringeo per la rivelazione del coronavirus sugli altri 55 italiani in osservazione alla Cecchignola. Come ricordiamo qui, un ragazzo è stato trovato positivo, quindi uno solo dei 56 che sono rimpatriati da Wuhan, però restano ancora sotto osservazione. Quindi diciamo che la situazione, ragazzi, è, non dico tragica, ma più o meno credo quasi di sì. Diciamo, una donna è stata la prima persona in Corea del Nord a risultare positiva al coronavirus. Quindi anche in Corea del Nord c'è un primo caso, una signora. Quindi alle ore 10:36 è stata confermata la notizia del ragazzo italiano contagiato, quindi questo già l'abbiamo detto. Il padre ha detto che ha notizie confortanti in quanto il ragazzo sta bene ed è asintomatico, perlomeno adesso non ha sintomi, quindi lo ha spiegato su Facebook il sindaco Andrea Costa. Quindi diciamo che queste sono le notizie più o meno, diciamo che ci giungono più o meno
Allora, Wuhan è come un deserto, fotografata dai satelliti prima e dopo. Le immagini satellitari mostrano come il coronavirus abbia fermato la città di 11 milioni di persone. Quindi, in effetti, hanno fatto delle foto dallo spazio ed è la strada giustamente è vuota, è anche normale. Diciamo che purtroppo anche la Toyota ha deciso di prolungare l'interruzione della produzione nei suoi stabilimenti in Cina, quindi fino al 16 febbraio rimarrà la Toyota chiusa, quindi non si farà nulla. Pensate che questa qui ha 750 punti vendita in Cina, quindi la Toyota sappiamo tutti che fa l'auto, no? Quindi rimarranno fermi tutti. Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la prevenzione e il controllo del coronavirus sono in una fase critica. Vabbè, questo qua lo sapevamo già, quindi non è che bisognava che lo dicesse lui, anche perché so che ha fatto un casino ultimamente, in effetti, perché non so, ha condannato delle persone perché avevano diffuso delle, diciamo, no, delle notizie in effetti, quindi lì come qualcuno prova a parlare del virus oppure a dire qualche cosa, sì, sì, Eufrasia, subito vengono arrestati e portati via, quindi lì non si può neanche parlare, ragazzi, quindi questo dittatore, così lo dobbiamo chiamare, purtroppo come qualcuno prova a dire un po' di verità, li fa arrestare, quindi diciamo che è un casino davvero davvero. Alle 8 di stamattina la nave crociera del Carnival resterà in quarantena fino al 19 febbraio. A bordo ci sono 3.700 passeggeri, inclusi 35 italiani che non sono stati contagiati. I 61 contagiati invece sono stati tutti portati all'ospedale, quindi sulla nave non ci sono contagiati, i contagiati sono stati già portati via e portati in un ospedale, quindi la compagnia ha spiegato che per i passeggeri che resteranno a bordo verrà fornito un rafforzamento della linea internet e un servizio telefonico per restare in contatto con i familiari. Quindi diciamo che purtroppo ragazzi le cose non stanno bene bene come ho detto io, quindi queste sono le ultime notizie che ci giungono perlomeno dai vari social, da Pechino, da tutti i siti diciamo della zona, quindi in effetti ho fatto una piccola ricerca a livello mondiale in cinese, in inglese, queste sono le ultime notizie che trapelano sul web, quindi sulle testate giornalistiche, su tante altre cose, quindi in effetti ho dovuto fare questo titolo un po' particolare perché purtroppo oramai censurano tutto e tutti perché non vogliono far sì che le notizie si diffondano, quindi se provate a fare un video e scrivete coronavirus primo caso in Italia, il vostro video verrà censurato. Non lo so perché YouTube, Facebook, Twitter, Instagram sta facendo questo, non lo so ragazzi, però cercano di limitare le notizie, quindi di non far trapelare più notizie del solito, quindi le notizie come ho detto cercano di farle dare solo a chi di dovere, quindi a chi comanda, quindi come sempre l'elite mondiale, quindi quelli che comandano possono dire quello che vogliono che si dica, quindi in effetti i potenti comandano sempre, quindi adesso se diremo in effetti faremo un video dove io dico e i casi non sono 31.000, sono 100.000, allora è una fake news per loro e quindi giustamente non è valida, anche se molti siti web e molto diciamo da tutte parti del mondo confermano che i casi non sono quelli che la Cina sta dicendo, ma sono tantissimi morti, quindi si contano secondo le stime non ufficiali, perché questo qua è quello che si vocifera, diciamo, in ambiente complottistico, diciamo così. Si parla di oltre 150.000 contagiati rispetto ai 31.000 che dicono le fonti cinesi. Quindi loro stanno facendo di tutto per non far passare più notizie più di tanto, quindi
cercano di bloccare un po' tutti, quindi me, tanti altri ragazzi come me, ragazzi cinesi, anzi in Cina è ancora peggio perché lì li arrestano addirittura, quindi diciamo che mentre a noi dell'Europa cercano di bloccare le notizie, lì se qualche ragazzo di qualche youtuber cinese lo prova a fare, lo arrestano direttamente lì, anche perché lì c'è il comunismo, non dimentichiamolo, quindi significa dittatura, è la stessa cosa. Quindi è come andare a Cuba e andare contro Fidel, sarebbe la stessa cosa. Quindi sono paesi dove c'è la dittatura e basta. Quindi è come andare in Corea, è come andare in Venezuela, è come andare a Cuba, la stessa cosa. Quindi comandano sempre loro. Quindi giustamente non ci sta la democrazia, non sanno neanche che cos'è, forse che ognuno di noi può essere libero di dire ciò che vuole, anche se fosse il presidente dell'America, io posso contestarlo in pace, senza offendere e senza fare nulla. Sì, sì, Eufrasi e tutti quanti purtroppo la stanno difendendo, dicendo che molti siti web, molte persone dicono le bugie. Quindi, ma che bugie uno deve dire? Se purtroppo allora già Eufrasi il fatto che la Cina stessa non ha detto che il virus era scoppiato già tempo prima, già io da questo non posso avere più fiducia di te, anche perché il medico che aveva avvisato questo che è morto poi, che aveva detto che quello non era la SARS, era un altro virus, fu arrestato con gli altri colleghi. Quindi questo virus già stava in giro da molto tempo e la Cina l'ha occultato. Poi mi vengono a dire che noi facciamo le fake news, cioè che noi esageriamo. Non è che noi esageriamo, è che voi avete nascosto al mondo intero. Io per parte mia, io l'ho sempre detto, tutti i paesi del mondo dovrebbero condannare la Cina perché stanno facendo rischiare la morte a tutto il mondo perché loro hanno tenuto segreto questa cosa. Quindi loro cercavano di mantenere questo segreto più possibile ed è arrivato a gennaio. Voi avete fatto ottobre, novembre e dicembre, 3 mesi. Noi in 3 mesi stavamo molto molto più sicuri. In 3 mesi si fanno tante cose. Invece loro, ciao ungle, hanno nascosto tutto. Quindi poi quando vai a fare un video dove dici che loro stanno nascondendo quanti contagiati ci sono e quanti morti ci sono, e no, questo è complottismo. Questo è perché uno non parla bene della Cina, uno è così e uno è così, no. No, Ungle non è messa bene perché hanno sempre mentito dall'inizio. Poi quando si fanno i video dove vengono giustamente accusati, si sentono giustamente offesi. Ma offesi di che? Veramente fino a prova contraria siete voi che lo avete nascosto al mondo. Io mi meraviglio perché se io fossi stato il presidente degli Stati Uniti oppure fossi stato il presidente di una nazione importante, io avrei condannato il presidente stesso diretto, anche perché tu metti a repentaglio la vita dell'umanità, non è che metti a repentaglio la vita tua, oppure la vita dei cinesi, qua metti a repentaglio la vita a livello mondiale, cioè tu per 2 mesi nascondi questa verità, poi quando non riesci a contenere più, dici ah c'è sta un virus in giro, ma questa cosa qui ci stava già da tempo in giro, quindi che vogliamo dire? Purtroppo dovrebbe essere condannato. Lui invece che fa, siccome è un comunista, fa arrestare chiunque parla male di questa cosa nel suo paese. Quindi come qualcuno prova a parlare di questo virus che è scappato già da tempo, guarda caso viene arrestato. Solo perché sta dicendo la verità. Quindi questo è il casino che sta succedendo. Quindi diciamo internet è divisa e stanno cercando. Sì, sì, l'ho letto, comunque, al finale come ho detto io un casino proprio, non si capisce né la coda né la fine, quindi niente proprio. Purtroppo speriamo che, io come si dice, speriamo che noi ce la capiamo. Quindi diciamo che vogliono parlare tanto di sicurezza e tanto di tante altre cose, ma veramente i primi a mentire sono stati loro, quindi
poi dicono che il web è complottista, il web dice le fake news, il web è così. Chi parla di bugie? Proprio loro, che da ottobre che sta questo virus in giro, l'hanno detto a gennaio, che in 3 mesi, non dico che si trovava il vaccino, però stavamo sulla giusta strada per terminarlo. Sì, Eufrasia, sì, comunque la situazione secondo me, come ho detto io, non è delle migliori. Ciao Domitilla, buongiorno. Quindi diciamo che secondo me la situazione è molto molto grave, quindi loro vogliono nascondere, vogliono fare tutto, vogliono dire che il web è complottista, che il web è così, il web è così, però i primi a mentire sono stati loro, quindi ciao Peppo. Quindi, ripeto, il virus già stava in giro da ottobre-novembre. Questa cosa è stata detta solo a fine dicembre. Quindi in quei 2 mesi si poteva fare molto di più. E invece loro hanno cercato in tutti i modi di nascondere questa notizia al mondo intero. Poi quando giustamente è uscito fuori, me a volte YouTube lo fa, Domitilla, quando non sono riuscito a contenere la notizia e purtroppo l'hanno dovuto dire. Ma se riuscivano a contenere ancora questa notizia, io sono convinto che non l'avrebbero detto ancora. Sì, l'ho letto Ungle in qualche parte di una quartina, sì, sì, l'ho letto. Però è anche vero che ma no, ma qua non è un fatto di razzista, qui è un fatto di purtroppo la gente oramai ha paura, questo non è razzismo, questo è paura. Quindi adesso è giustamente normale che nessuno va nei ristoranti cinesi, nessuno va a comprare roba cinese, ma è anche logico, chi ci andrebbe? Ma nessuno ci va, oramai la psicosi ci sta, purtroppo tutti quanti hanno paura, ma è anche normale, anche perché la situazione non sta migliorando. Quindi sappiamo che tutti sotto Natale, diciamo, non facciamo, che ne sappiamo se quelli sono andati a Wuhan o qualche paese vicino lì e poi sono ritornati, nessuno lo sa. Se ci sta un parente che è arrivato dalla Cina, se loro sono andati a trovare i parenti a casa, noi che ne sappiamo? Quindi non è che uno questo non è razzismo, il razzismo è quando tu non sopporti quel tipo di persone, allora questo è, ma qui è paura giustamente di essere contagiati, quindi qua il razzismo non c'entra proprio, è una parola che proprio non ci azzecca proprio. Ciao Astro, quindi non è che noi ce l'abbiamo con i cinesi, no. Abbiamo paura di essere contagiati adesso, quindi solo questo è. Lo so, ma possono dire che cosa vogliono loro, in effetti non lo è, anche perché i cinesi stanno qui da anni e anni in Italia, stanno facendo fuori tutti gli italiani, lo sappiamo bene, su tutti i settori, quindi quale non può essere. Pensa che qui in Italia lavorano solo loro, in effetti, perché le tasse non le pagano, quindi aspettano 3-4 anni, poi chiudono, aprono un'altra ditta e via vai sempre così, quindi poi comprano giustamente con materiale scadente e buonanotte, sì, sì. Quindi a finale fanno tanti negozi italiani sono chiusi per colpa loro, quindi che parliamo a fare? Sì, sì, alla fine pensate quante persone hanno chiuso. Sì, Astro, sì. E vabbè, tu oramai dove stai mo? Stai a New York mo? Dove stai? In che parte del mondo sei adesso? Poi quando rientri se mai ci incontriamo, Astro. Quindi al finale. Ultimamente vi ricordate ragazzi, io avevo fatto un video, io ci sto pensando ancora, no? Washington, Allora, io avevo fatto un video dove avevo detto che molte persone importanti stavano creando dei bunker sotterranei
molte persone erano andate già via. Se vi ricordate, ragazzi, io l'ho fatto tempo fa questo video. In effetti sto pensando che forse questa cosa si sapeva già. In effetti io sto pensando che il bunker non serviva per l'asteroide, che io pensavo che un asteroide avrebbe colpito la Terra e quindi tutti quanti, ma non lo so, non l'ho vista, Domitilla, avvocatella. Sì, guarda, ero convintissimo che questi bunker sotterranei erano stati costruiti per questi asteroidi, forse qualche asteroide doveva colpire la Terra, però pensandoci bene, ragazzi, io forse sto pensando che forse sapevano di questo virus, non lo so, può darsi pure che sia la mia immaginazione, non lo so, eh. È un'ipotesi che faccio, eh. Guarda caso, come queste persone sono andate in questi bunker, è scoppiato questo virus. Coincidenza, caso, questo io non lo so. Comunque, io avevo fatto questo video perché tante persone famose stavano andando in questi bunker. Sai, io avevo pensato a male, un asteroide, pure con Astro avevo detto forse qualche asteroide deve colpire la Terra, qualche cometa, qualche pianeta. E quindi, ma sicuramente sapevano la cosa 6 mesi prima, Domitilla. Diciamo quindi già 6 mesi fa in America si sapeva, quindi hanno fatto un video dove addirittura sapevano che un virus letale, non avevano detto no Peppo, tu ci stai qui, quindi come faccio a bloccarti? Avevano detto che 6 mesi fa che ci sarebbe stato un virus molto letale che avrebbe fatto 65 milioni di morti. Mo all'epoca non hanno specificato che virus fosse e tutto. Poi all'improvviso è uscito fuori sto virus. Poi prima di questo virus avevano fatto dei bunker sotterranei e io avevo detto vicino ad Astro forse qualche asteroide deve colpire la Terra, sa, queste cose qua, Astro fa astronomia, però Astro pure aveva detto non lo so, a volte può essere, non può essere, comunque fatto sta che queste persone che si sono rifugiate in questi bunker si sono rifugiati proprio nel momento in cui è comparso questo virus, quindi mo non so, no, non c'è cura per adesso, no, no, stanno cercando di fare un vaccino al più presto, ma non si sa ancora se in quanto tempo sarà pronto. Come ho detto io, ci vogliono minimo 7-8 mesi se va bene, se non ci sono difficoltà, quindi per adesso non ci sta nessuna cura, quindi inutile. A volte si legge su internet trovata la cura, questo farmaco è miracoloso, così, così, ma non è vero nulla, non ci sta nessuna cura per il momento, quindi allora partiamo che questo virus non è mortale, quindi vabbè Astro, quindi al finale questo virus colpisce le persone molto debilitate, quindi chi è molto Astro è un ragazzo che lavora alla NASA, diciamo alla ESA, quindi è un ente spaziale, quindi è un ragazzo che lavora astronomia, quindi è un mezzo pazzo come noi, solo che lui lo fa davvero di mestiere questo. Quindi lui è un astronomo, diciamo così. E lavora fortunatamente per la NASA. Quindi perciò dobbiamo trovare più notizie con Nastro, che lui sa più cose di noi. Quindi noi avevamo detto che forse l'asteroide avesse colpito. No, no, il medico no, non aveva problemi, però è morto lo stesso, in effetti, quindi non aveva problemi, però lo stesso ci è rimasto secco. Quindi diciamo che è mezzo pazzo, quindi non sei tutto pazzo, Astro, ti ho trattato, Astro, ya. Vabbè, in effetti diciamo tutte queste persone, pure io a volte dico pure io stesso, che pure io che sono una persona, come ho detto sempre, che mi piace il soprannaturale, le cose horror, quindi diciamo pure io mi considero mezzo pazzo, non pensare che lo penso solo di te, pure io a volte penso che non soltanto normale, quindi lo ammetto stesso io che a volte sono un amante del paranormale, di queste cose qua. Quindi lo stesso io lo dico
ho problemi su questo, quindi sono pazzo come te Astro a finale, quindi diciamo che stiamo mentalmente, dico come si dice in napoletano, quasi fusi. Quindi lo ammetto pure io, non è che sia tanto. Pensa che tutti i giorni faccio la diretta per prendere l'UFO, quindi non potrei dire Giuseppe, sta normale. Quindi pure io ho i miei problemi mentali, quindi diciamo che anche io non è che sto tanto perfetto con la testa, quindi già vedere che tutti i giorni faccio la registrazione per l'UFO, già da questo puoi dedurre che neanche io stia bene bene proprio. Però è una pazzia che a me piace, che devo fare? A me quando si parla di soprannaturale, cose misteriose, cose che non si riesce a dare una spiegazione, io sto lì allora. Perché devo capire, devo capire, mo, cercare di capire. Cose che poi alla fine non si capiscono. Diciamo che quello è il mio forte, quindi se si parla di soprannaturale, scienza, astronomia e tutte queste cose qua, io sono il primo a guardare il video, quindi a volte quando faccio il video stesso io me lo guardo prima io, quindi sono io il mio primo, diciamo, iscritto. Quindi alla fine, diciamo, ragazzi, non so se è una coincidenza, il bunker fatti negli ultimi tempi con il virus, oppure no, può darsi pure di no, eh. Io con Astro avevo detto, forse, io dissi Astro, ma non è che deve arrivare qualche asteroide qua sulla Terra, tu che stai lì ce lo puoi pure dire. Però, pensandoci, sì, lo so, Raffaella, sì. Grazie Mario, sì, sì, no, no, grazie, mi esorcizzo da solo, grazie. Già ci abbiamo abbastanza demoni nella nostra testa, quindi già stiamo pieni. Sì, frase, secondo me questo mi sta facendo qualche dispetto, sono convinto. Questo va a finire, ma io metto tutti i giorni il cellulare, non mi interessa. Perché va a finire che il giorno che io non lo metto, questo esce. Allora io pure dopo, non mi interessa, può fare pure l'alluvione, può cadere un meteorite. Io metto il cellulare sulla finestra, quindi non mi interessa. Può venire pure l'alluvione, lo devo mettere. Sì, sì, vabbè, di Apopis, sì, sì, da Apopis l'abbiamo detto che il 2029, secondo me, io lo dico io, secondo il mio parere, con amici russi che giustamente ho un'amicizia con amici russi astronomi, hanno detto che il 2029 cadrà sulla Terra, quindi già l'ho detto io personalmente tempo fa. Quindi amici che lavorano nel settore anche loro dell'astronomia hanno confermato che al 99,9 Apopis cadrà sulla Terra nel 2029. Questo l'ho detto già in un video molto molto tempo fa. Quindi vi dissi, ragazzi, qua abbiamo 10 anni di tempo perché era il 2019. No, no, domenica metto il ragù fuori dalla finestra, in effetti. Faccio parmigiano e ragù, può darsi scrivere prego, mangiate, lo scrivo in inglese, in aramaico, può darsi che la lingua vecchia di Gesù funziona, è in inglese, quindi è in napoletano, perché il napoletano lo capiscono ovunque, capì? Può darsi che pure diciamo, gli extraterrestri lo capiscono, quindi anche il napoletano. È come quando faccio la fiera, quando faccio la fiera in Finlandia, lo scriviamo in Suomi, che sarebbe finlandese, in inglese e in italiano, quindi lo scriviamo in tre lingue. E così farò qua, metto un cartello, cercasi uva disperatamente. Prego assaggiate parmigiana e ragù. E vabbè, e così perlomeno lo riprendo, Peppo. Si possono mangiare il ragù e la parmigiana, basta che escono fuori e io faccio il video. Anche perché sto in diretta, quindi li becco al 100%, quindi non possono fuggire alla diretta. Quindi poi si possono mangiare pure il cellulare dopo, non mi interessa, tanto lo avrò registrato, quindi l'importante è che passano solo davanti allo schermo.
No ragazzi, oggi pomodoro, tonno e mozzarella e bufala. Astro, tu stai in America, quindi a te il logo che ti fanno mangiare, Astro? McDonald's. Astro, allora vai all'Ittle Italy. Allora vai all'Ittle Italy, dove sta la statua di Rocky. Scendi le scale, alla sinistra ci sta un ristorante italiano, sono amici miei. Digli Giuseppe Melchiorre. Stanno lì. Il ristorante è italiano, fanno la pizza e il mangiare. Sono amici di Salerno. Sono amico di Giuseppe Melchiorre, quelli mi conoscono. Stanno proprio lì. Dove sta la statua di Rocky, a Little Italy, scendi tutte le scale, a sinistra è un ristorante all'angolo molto grande, ristorante italiano. Lì si mangia bene. Ci sono gli amici di Salerno lì. Quindi ti consiglio se stai da quelle parti, ma non lo so che parte stai, però si mangia bene là, ragazzi. Quindi se volete andare, andate lì. Quindi tempo fa dovevo andare a lavorare lì, però non ci sono andato. Quindi sono amici di Salerno. Quindi ci sta la pizza, ci sta la mozzarella di bufala, ci sta la roba italiana, lo so perché parte la roba da Salerno non tutti i giorni, ma ogni 2 o 3 giorni parte da qui. Quindi ci sta diciamo, la zizzona di Battipaglia, la pizza come la fanno qui. Quindi diciamo che a questa Little Italy dove sta la statua di Rocky Balboa, ti ricordi? Scendi tutte le scale a sinistra, è il primo ristorante. Stanno proprio lì, ragazzi. Sono di Salerno. Quindi mangi bene. Quindi fidati, se stai da quelle parti, arrivaci. Ma certo, signora Raffaella, sì, tanto dove mangiano due, mangiano pure cinque. Quindi Astro te lo consiglio proprio. Sì, sì, Peppo, sì, sì. Una Space Game di nome Newton. Just Newton non mi convince, Astro. Già sta faccia Newton, per niente ti fanno qualche panino chimico. Fa attenzione. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo più tardi, quindi metto il video, il caffè, bravo, un bel caffè mi vado a fare, metto il video a registrare l'UFO famoso, quindi sì, sì, sono amici, sono in effetti, sì, sì, sono amici che stanno a New York da tanto tempo, saranno 15 anni, quindi tutta roba di Salerno, zizzola di battipaglia, trecce, di mozzarella, bocconcini, la farina è di qua, anche l'acqua è di qua, Astro, si fanno mandare l'acqua perché dicono che l'acqua di lì non è buona per fare l'impasto della pizza, quindi ti lascio immaginare che viene buona perché usano anche l'acqua di Salerno. Quindi capisci, Astro, usano tutto italiano proprio. Giustamente però stanno là. Però tutti gli ingredienti. Sì, Eufrasia, no, io non mi metto sul divano a vedere qualche film, fantascienza, horror, paranormale, diciamo il solito mio, quindi metto a registrare il video per la speranza dell'UFO e poi metto sul divano Netflix, streaming, Team Vision, qualche film di fantascienza, paranormale, che ne so, qualcosa di sfizioso, il mio genere poi in effetti, quindi lo guarderò. Quindi oggi devo vedere la serie TV Supernatural, quindi sperando che già è uscita e la posso scaricare, quindi sto attendendo con impazienza di poterla vedere, quindi diciamo che questo Supernatural è una serie TV americana che sto guardando da 15 anni, quindi diciamo da long long time, da un sacco di tempo. Quindi diciamo questa è l'ultima stagione, la 15ª, quindi stavolta Sam e Dean Winchester stanno lottando contro Dio, quindi l'ultimo capitolo della storia
adesso invece di lottare contro, diciamo, i demoni, devono lottare contro Dio. Quindi vediamo come va a finire sta storia. Vabbè ragazzi, buon proseguimento a tutti, ci sentiamo dopo. Vado a farmi un bel kimbo, un bel caffettino. Metto il video a registrare l'UFO che non prenderò mai. Vabbè, ma io ci provo. E mi vedo un bel film. Ciao a tutti, ciao Peppo, ciao Vince, ciao Astro, ciao Domitilla, ciao Frasia, ciao a tutti e buon pomeriggio ragazzi. No, vabbè, nella serie sì, è così, in effetti loro stanno cercando di lottare contro Dio, lo so che è tempo perso, però nella loro storia è così in effetti. Anche perché Dio in questa storia ha fatto arrivare l'Apocalisse perché non gli piace come si comportano le persone, perché in questo film, diciamo in questa serie TV, Dio già ha scritto tutto e quindi fa quello che vuole lui, capisci? Quindi allora secondo questi ragazzi Dio li usa in effetti, dice tu già sai come andrà a finire perché tu sei onnisciente, allora nessuno ha il libero arbitrio, allora tu già sai come andrà a finire. E quindi diciamo questa storia è così in effetti, loro combattono contro Dio perché dicono non è giusto che tu già sai come va a finire, capisci? Questa è la storia che stanno facendo l'ultimo capitolo, in effetti. Dice una storia che tu già sai a fine. Cioè noi dobbiamo fare quello che dici tu, già sta scritto in effetti che io a quest'ora farò questo e dice ah, no, è una bella storia Raffaella. Comunque se ti va si chiama Supernatural, è una serie americana, eh. Quindi diciamo che si parte dall'inizio della prima stagione, io sto alla 15ª, quindi addirittura nella 14ª stagione Dio addirittura guarda, allora io la sto vedendo in streaming, quindi sui canali streaming, però so che sul Rai 4 ci stanno le puntate in italiano, quindi sul Rai 4 ci stanno delle puntate in italiano che le fanno, però non stanno alla 15ª stagione, stanno più alla terza, alla quarta stagione. Però vale la pena vederlo, è sfizioso in effetti. Quindi nella 14ª stagione, ti faccio un esempio, ci stava anche la sorella di Dio. La sorella di Dio sarebbe l'oscurità. Quindi mentre Dio sarebbe la luce, il sole, la sorella di Dio qui sarebbe l'oscurità. Quindi in effetti hanno fatto la guerra sorella e fratello nella 14ª. Quindi diciamo che l'oscurità stava prevalendo su Dio e Sam e Dean, questi due ragazzi, l'hanno salvato dalla sorella. Però Dio, siccome già aveva scritto tutto, adesso vuole far arrivare l'Apocalisse sulla terra e ha liberato tutti i demoni. Adesso i ragazzi si trovano a combattere contro Dio e contro tutti i demoni, perché Dio ha liberato, diciamo, tutti i demoni della terra, perché vuole l'Apocalisse. Sì, sì, l'ho sentito, poi devo fare un video, Vince. L'ho letto già. Sì, sì, è così. E alla fine sì, i ragazzi devono combattere contro questa, diciamo, persona, in effetti. Quindi contro Dio che ha liberato i demoni, in effetti. Quindi tutti questi esseri vampiri, licantropi, tutto quello che puoi immaginare, streghe, fantasmi, e tutte queste, diciamo, personaggi, diciamo, che conosciamo. Quindi fantasmi, licantropi, streghe, poltergeist, devono combattere con loro e contro Dio. E la cosa più brutta è che, secondo i ragazzi, Dio ha fatto tanti mondi paralleli. In effetti, Dio, quando si scoccia di un mondo, ne fa un altro. E quindi questa è la cosa che sta molestando questi due ragazzi, che poi, ragazzi, è una serie TV, eh. Quindi Dio si scoccia di un mondo e ne crea un altro, fa un altro e ne fa un altro. Allora dicono ai ragazzi, a te ti piace divertirti così? E allora stanno cercando di fare la guerra a Dio.
Comunque è una bella storia, Raffaele, al finale, perciò me la vedo. Al finale vediamo come finirà. Quindi giustamente in questa serie ci sta pure Lucifero, ci sta pure tutti i demoni dell'inferno, quindi ci stanno tutti quanti i demoni più famosi come Lucifero, Belzebù, tutti quanti ci sono. Sì, sì, Domitilla, sì, sì, in questa serie si parla proprio di tutto. Sì, sì, in effetti no, no, ci stanno tutti quanti, sì, sì. In effetti è una serie un po' che parla di tutti i fenomeni paranormali, quindi fantasmi, diciamo poltergeist, persone che non hanno trovato pace, cioè in effetti è un po' tutto paranormale, in effetti, a parte Dio e i demoni, però parla tutto di quello che riguarda il mondo del paranormale. Quella è la cosa più bella. Vabbè, vi auguro buona continuazione. Va a capire anche perché vince sta a chilometri e chilometri sotto il ghiaccio, quindi non lo so che troveranno, eh. Anche impossibile arrivare lì sotto, quindi è una parola. Però devo fare una ricerca perché io lo so, l'ho fatto già questo video. Tanti saluti Domitilla, tanti saluti a tutti ragazzi. Ci sentiamo più tardi per altre notizie. Quindi buon pranzo a tutti e alla prossima ragazzi. Ciao.